Buongiorno e ben ritrovati, nuovo appuntamento con Focus TG per aggiornarvi sui fatti principali accaduti in queste ultime ore nella nostra regione. Iniziamo subito con la cronaca per raccontarvi quanto accaduto in Corso San Felice. Siamo a Vicenza, una ragazzina contesa e questa forse la causa dell'aggressione di una cinquantina di adolescenti italiani di seconda generazione che hanno aggredito due studenti, un pestaggio in piena regola all'uscita da scuola, un episodio che si inserisce in una serie di altri eventi violenti che contraddistinguono la porta ovest della città. E allora ci aggiorna in diretta il nostro Daniele Garbin insieme ad Andrea Benetti. Buongiorno Daniele, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo a Vicenza, siamo appunto nella porta ovest della città, Corso San Felice. Questo è il luogo, insomma, dei fatti che hai descritto. Con me Anna Antonini, buongiorno, commerciante. Buongiorno a tutti. E anche rappresentanti Fratelli d'Italia, commercianti di questa zona, e il presidente della comunità filippina, Richard Olarte. Buongiorno. Ecco, quello che ha accennato, quello che effettivamente sappiamo in questo momento, aspettiamo anche conferma dalla questura perché ancora ci sono indagini, soprattutto trattandosi di minori. La riservatezza ovviamente d'obbligo. Sappiamo che c'è stata questa spedizione punitiva, una cinquantina di adolescenti per il pretesto, insomma, di punire un ragazzo che avrebbe corteggiato una ragazzina e che è stato affrontato in compagnia di un amico, e c'è stata proprio questa pestaggio, ma soprattutto al di là del fatto di violenza fisica in sé. Sappiamo che il ragazzo ha riportato ferite lievi, è stata proprio l'umiliazione subita in pubblico, una serie di atti vessatori, ecco, per umiliare questa situazione. E ovviamente la maggior parte, secondo alcune testimonianze, sono stranieri in generale, italiani, non italiani, e comunque la maggior parte sarebbe appunto la comunità filippina. E questo aspetto è una novità in assoluto, ovvero lei che ha magari il polso della situazione in questo momento, come commenta questo fatto? Intanto buongiorno. Tengo io. Questa sì, è la prima volta che è successo. Io sono qua da 30 anni, è la prima volta che ho sentito questa roba qua. Spero che prima di noi condanniamo la violenza, non so commentare, è la prima volta che succede. Lei ha detto che ha sentito anche il parroco qui vicino e che magari poteva avere un po' il polso della situazione. Che cosa vi siete detti? Il nostro parroco mi ha detto che anche lui chiederà ai genitori, magari noi uniamo i genitori di questi ragazzi qua, quello che è membro della nostra comunità, stasera, per capire come sono andata la situazione e come è degenerata sta roba qua. Perché comunque non appartiene, difficile anche comunicare con i ragazzi, diceva. Non ho capito. È difficile comunicare, i ragazzi non parlano in generale. Okay. Ovviamente i ragazzi giovani non parlano con i genitori se succede sta roba qua, quindi dobbiamo parlare tra di noi genitori per capire come sono la situazione e magari cerchiamo di arginare questa situazione. Ecco, è un fatto grave, soprattutto perché si inserisce in un contesto, dicevamo, Corso San Felice, dove comunque fatti di violenza e criminalità, e non solo, anche baby gang, si inseriscono, si stratificano. Ecco, per chi come lei, commerciante, soprattutto anche una lettura politica del fatto, come lo commenta? Ma sicuramente dobbiamo dire che comunque la zona è tornata di nuovo calda. Basta vedere i fatti della settimana scorsa, un episodio all'interno di un locale poco distante da qui, anche lì c'è stata un'altra situazione punitiva inerente a questa. Ovvio che il fatto accaduto al di fuori della scuola è un fatto assolutamente inaccettabile, massima solidarietà alla famiglia ovviamente di questo ragazzo, ed è fondamentale comunque che anche questi italiani di seconda generazione inizino ad integrarsi nel rispetto delle regole. Ecco, chiedevamo anche ieri, abbiamo sentito altre, la spaccata per esempio in centro storico a Vicenza, altre comunità, si sente anche un senso di impotenza, soprattutto la richiesta è forte alle forze dell'ordine, a chi può, alle autorità, di presidiare meglio il territorio. Vale anche qui?
Ma sicuramente anche qui l'aiuto comunque delle forze dell'ordine c'è, ovviamente non bastano perché ovviamente soprattutto nell'ultimo periodo i fatti di cronaca cominciano ad essere parecchi. Ecco, soprattutto ricordiamo anche l'utilizzo di un fucile, per esempio in quella spedizione locale in 2 bar e un ristorante, insomma aveva sconcertato molto i presenti. Poi le forze dell'ordine, la questura in questo caso è riuscita a risalire in un blitz al responsabile che aveva un arsenale in casa a Schio. Ecco, però sono tutti fatti magari apparentemente non interconnessi, ma destano forte preoccupazione sociale. Ma sicuramente destano preoccupazione sociale, anche perché comunque sappiamo che la zona, soprattutto nel quartiere qui di San Lazzaro, San Felice, è comunque frequentata da parecchie persone poco raccomandabili, diciamo, ecco. Quindi soprattutto in questo periodo abbiamo notato che la situazione è diventata abbastanza fuori controllo. Ecco, allora per il momento ovviamente noi monitoreremo quanto viene, come si evolverà, poi cercheremo anche di raccogliere ulteriori notizie, vi renderemo conto magari già nel telegiornale di questa sera delle 19:20. Direi che al momento a Vicenza è tutto, ringrazio i miei ospiti. Grazie a voi. Grazie anche a lei. Grazie. Ecco, da Vicenza è tutto, a voi la linea. Grazie Daniele Garbin, grazie ad Andrea Benetti per il supporto tecnico e grazie naturalmente anche ai tuoi ospiti. Continuiamo con la cronaca, l'omicidio di Fatos Cenai, l'ex guardia carceraria albanese ucciso con un colpo di pistola un anno fa. In carcere accusato del delitto il vicino di casa Moreno Violetto, che andrà a processo il prossimo 30 settembre. Decreto di giudizio immediato ammesso dal giudice per le indagini preliminari. Così il prossimo 30 settembre alle 9 si aprirà il processo in corte d'assise a Padova contro Moreno Violetto, 45 anni. L'uomo è accusato di aver ucciso Fatos Cenai, ex guardia carceraria albanese di 59 anni, con un colpo di pistola. Era l'alba dell'8 giugno di un anno fa in via Casoni Bassi a Fontaniva, quando Fatos Cenai, in sella al suo triciclo diretto al maneggio dove lavorava, era stato raggiunto alla testa da un colpo esploso con modalità che erano sembrate quelle di un'esecuzione. L'uomo, soccorso da 2 guardiacaccia, era morto in ospedale dopo 3 giorni di agonia. Per l'omicidio i carabinieri hanno arrestato lo scorso dicembre il vicino di casa Moreno Violetto, frequenti litigi tra i due, uno anche pochi giorni prima dell'agguato. L'uomo dovrà adesso presentarsi in tribunale accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Secondo quanto ricostruito durante le indagini, Violetto avrebbe acquistato alcuni mesi prima online i componenti per costruire un'arma rudimentale e i vestiti e il nastro adesivo con cui si era camuffato e aveva camuffato la sua bicicletta. Avrebbe poi alterato anche le immagini dell'impianto di videosorveglianza della sua abitazione per costruirsi un alibi. Al vicino i carabinieri erano risaliti proprio cercando di identificare quel ciclista misterioso che indossava casco, occhiali e aveva le braccia con numerosi tatuaggi. L'abbigliamento era stato ritrovato a luglio in un capannone nel retro della casa del 45enne. Da qui prima era scattata l'iscrizione nel registro degli indagati, seguita a dicembre dall'arresto. Prima in diretta Daniele Garbin ci ha raccontato di questo agguato, di questo pestaggio in piena regola a Vicenza. Allora torniamo nel capoluogo berico. Per quanto accaduto in pieno centro, siamo sotto la Basilica Palladiana con una spaccata in un ristorante. L'altra notte, 3 notti fa, i ladri sono entrati con una vera e propria spaccata e 24 ore dopo sono tornati sul posto forzando la barriera posticcia che era stata messa all'ingresso e hanno razziato quello che hanno trovato. Veramente noi siamo rimasti proprio delusi perché tra l'altro notte, ieri sera è successo una cosa assurda e proprio siamo centro città. Sono tornati di nuovo stasera, cioè stanotte, veramente non ho parole, siamo stati carabinieri per fare la denuncia, sono stati polizia locale,
vuol dire loro non hanno fatto nulla. Cioè, di nuovo sono entrati oggi, hanno portato via tutti i vini costosi che noi avevamo dentro il locale. Lo shock è ancora evidente del giovane titolare di questo ristorante che assieme ad altri 4 soci gestisce il locale da febbraio nel cuore del centro storico di Vicenza. La notte tra mercoledì e giovedì ignoti malviventi avevano sfondato una vetrina a ridosso della Basilica Palladiana, un danno di migliaia di euro per un malloppo di 300 euro in contanti trovati forzando il registratore di cassa. Un danno che da solo rischiava di compromettere la normale attività del locale, ma gli esercenti non si aspettavano certo il ritorno dei criminali nel giro di poche ore. Qua a Vicenza per fare affari, uno come noi, i ragazzi che vengono dall'altro paese, per migliorare la vita non è possibile stare su piedi, perché noi crolliamo se dura avanti così. L'ennesimo colpo ripropone drammaticamente in vetta alle priorità il tema della sicurezza in città. In ordine di tempo è solo l'ultimo dei raid di ladri e vandali che non smettono di insidiare la tranquillità e il commercio, creando un danno soprattutto all'inizio del periodo estivo. Anche i gestori di questo locale avevano avuto da ridire con una banda di ragazzi che creavano disagi in zona, ma non si aspettavano certo questa escalation. Ecco perché il loro appello alle istituzioni è perentorio. Bisogna fermarli, gente che fanno queste robe, chiediamo comune o Stato più sicurezza, che riesce a dare, uno come noi vuole migliorare la vita, bisogna dare opportunità, possibilità di fare questo tipo di attività. 5 trafficanti di cocaina albanesi sono stati arrestati dalla squadra mobile della questura di Padova, che ha sequestrato oltre 2,5 kg di polvere bianca e una pistola. La droga veniva scambiata attraverso un codice di consegna. È una banda organizzata, quella di trafficanti di cocaina albanesi, fermata dagli agenti della squadra mobile di Padova, che hanno arrestato 5 uomini, tutti irregolari sul territorio. Il più giovane ha 31 anni, il più anziano 52 ed è incensurato. Per tutti è scattata la misura della custodia cautelare in carcere. L'operazione, condotta tra febbraio e maggio, ha portato al sequestro di 2,5 kg di cocaina purissima che, tagliata e venduta sulle piazze, avrebbe fruttato 200.000 euro. I 5 avevano messo a punto una tecnica per aggirare i controlli delle forze dell'ordine. Utilizzavano una chat criptata, per cui il corriere con lo stupefacente, quando partiva, attraverso questa chat criptata, comunicava col ricevente, che a sua volta doveva trasmettere un codice e dava solo in quel momento le coordinate del luogo dove incontrarsi per lo scambio, per la cessione della droga. A sua volta il corriere doveva rispondere con un altro codice. Se i 2 codici praticamente non corrispondevano, addirittura facevano saltare l'incontro. Dei 5 albanesi, uno era attivo nell'Interland milanese. Il 31enne, condannato per reati legati al traffico di droga, stava usufruendo di una misura alternativa al carcere, ma non rispettava gli orari di lavoro che gli erano stati imposti, dedicandosi all'attività di trafficante. Tutti e 5 adesso si trovano in carcere. Durante l'operazione sono state sequestrate anche una pistola che era stata rubata a Padova, completa di caricatore e proiettili, oltre a 3 autovetture di grossa cilindrata. È un classico in queste cellule, in questi gruppi attivi nell'ambito del traffico di stupefacenti. C'è sempre la disponibilità di un'arma anche per appianare situazioni di contrasto con gruppi avversi, e quindi, ripeto, non è stata una sorpresa dal punto di vista investigativo quando abbiamo rinvenuto un'arma che poi era stata rubata all'interno di un'abitazione qui a Padova appena un anno prima. Un codice in questo caso per lo spaccio, diverse le modalità utilizzate da un uomo di Marghera che utilizzava una lanciadardi proprio per lo spaccio di droga, che cedeva direttamente dalla finestra di casa, sebbene fosse ai domiciliari. Durante la perquisizione dell'appartamento le forze dell'ordine hanno sequestrato 30 grammi di cocaina già suddivisa in dose, più altri 10 grammi appena ceduti, materiale per il confezionamento e appunto un lanciadardi rinvenuto insieme ad
altri oggetti presenti nella casa. Doveva scontare gli arresti domiciliari, ma secondo gli agenti della Polizia Locale di Venezia aveva trasformato la propria abitazione in una base per lo spaccio di droga. L'uomo, residente a Marghera, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a vendere dosi di cocaina direttamente dalla finestra di casa. L'attività investigativa sarebbe partita da movimenti sospetti e da un continuo via vai di persone nei pressi dell'abitazione. Ondata di maltempo, c'era l'allerta gialla da ieri fino alle prime ore di questa mattina. Ieri sera una bomba d'acqua si è abbattuta sulla Marca Trevigiana, in particolare sul territorio di San Biagio di Callalta, 105 mm in 3 minuti, hanno provocato allagamenti in strade scantinati, canali in tilt. Allora Cristian Arboit con Francesca Pezzo hanno fatto uno sopralluogo per vedere com'è la situazione oggi. Mezzogiorno e questa è la situazione all'imbocco della Postumia. Siamo tra San Biagio di Callalta e Ponte di Piave. Questo l'ingresso per la frazione di Fagarè. Su Fagarè ieri sera si è abbattuto un violentissimo nubifragio e questi sono gli effetti. Le immagini di Francesca Pezzo lo stanno documentando. Sul posto hanno operato per tutta la notte vigili del fuoco, protezione civile. I canali sono andati in tilt qui a Fagarè, ma anche nella frazione di Rovarè, sempre a San Biagio di Callalta. Parliamo di un fenomeno estremamente violento ma localizzato. Qui con me li saluto e li ringrazio Sergio De Marco, vice sindaco di San Biagio di Callalta, e l'assessore alla protezione civile del comune Fabrizio Campagnol. Vice sindaco, diamo alcuni numeri perché si è trattato di un fenomeno, lo dicevamo, molto violento. Ma purtroppo è stato veramente un fenomeno violento, la classica bomba d'acqua come si suol dire adesso, un evento straordinario al quale purtroppo negli ultimi periodi ci dovremo anche abituare perché il clima sta cambiando e perciò ci dovremo abituare anche a queste bombe d'acqua. In un'ora sono caduti più di 100 mm di acqua ad una velocità anche abbastanza impressionante. Noi abbiamo da subito attivato tutti i meccanismi di protezione civile, aprendo il COC già da ieri sera. Le nostre squadre di pronto intervento della protezione civile si sono subito attivate per aiutare in primis i cittadini del territorio e poi fronteggiare anche tutte le altre emergenze. E come si può vedere anche dalle immagini in questo momento, abbiamo dovuto anche avere l'assistenza dei vigili del fuoco. Ecco, Assessore Campagnolo, è stata una notte da tregenda, lo possiamo dire? Sì, è stata una notte veramente dura perché poi tra l'altro il problema grosso è che si è verificato solo nella frazione di Fagarè, di Rovarè, una parte di San Biagio. Io abito nella frazione di San Martino e a San Martino, per dire, sono venuti giù 27 mm d'acqua in tutto, quindi una cosa inaspettata e soprattutto localizzata. E il problema grosso è che spesso e volentieri i cittadini stessi non sono preparati a queste bombe d'acqua e si trovano d'improvviso a questi eventi che a volte possono essere pericolosi vista la portata d'acqua che c'è nel sottopasso di Via D'Annunzio. Questo è il canale 0, è andato letteralmente in tilt. Sì, è andato letteralmente in tilt. Purtroppo, ripeto, i 105 mm d'acqua che accennava il vice sindaco sono venuti giù in pochissimo tempo. Un altro ulteriore problema è il fatto che un po' la stessa cosa l'ha subita una parte del comune di Breda di Piave e quindi noi abbiamo subito un po' anche l'ondata, no, del flusso dell'acqua che è scesa a Breda di Piave. Vice sindaco, ci sono stati danni, allagamenti, qual è la situazione? Allora c'è stato qualche allagamento di scantinati, però danni per il momento non ne sono stati segnalati. Ripeto, stiamo ancora intervenendo nel territorio, perciò nell'arco della giornata vediamo di riuscire a risolvere i vari interventi che si dovessero venire a fronteggiare. Grazie davvero Vice Sindaco De Marco, grazie Assessore Campagnol. Questa è la situazione aggiornata a San Biagio di Callalta. Ti posso dire che la provincia sta anche valutando la possibilità di coinvolgere altri nuclei di protezione civile. La giornata qui tra Rovarè e Fagarè per gli operatori sarà ancora lunga. E questa dunque è la situazione a San Biagio di Callalta e noi torniamo alla cronaca. Attimi di paura giovedì sera sul Ponte della Vittoria a Bassano dopo che una 19enne caduta nel Brenta è stata salvata dai carabinieri.
Provvidenziale intervento dei carabinieri di Marostica e Nove che proprio nelle ultime ore della giornata nazionale dell'arma hanno salvato la vita a una 19enne della città degli Scacchi, caduta dal ponte della Vittoria di Bassano nelle acque del Brenta. Un volo di 20 metri che poteva esserle fatale. Immediato l'arrivo dell'ambulanza del 118, dei militari e dei vigili del fuoco. Sono stati proprio i carabinieri che hanno raggiunto la riva del fiume aprendosi un varco tra la fitta vegetazione. Sono entrati in acqua, con non poca fatica sono riusciti ad afferrarla e trarla in salvo, prestandole una prima assistenza. Pare abbia riportato diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Con l'aiuto dei pompieri la giovane è stata portata sino all'ambulanza e quindi condotta al San Bassiano. Per lei i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. A settembre partirà il processo sulle spese elettorali durante la campagna che portò al secondo mandato di Luigi Brugnaro. L'ex sindaco è stato rinviato a giudizio insieme ad altre 4 persone con l'accusa di aver sforato il tetto di spesa di circa €500.000. Il giudice dell'udienza preliminare ha rinviato tutti a giudizio, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di tutti gli imputati. Sarà un processo inutile. Comunque in sede dibattimentale noi forniremo quelli che saranno tutti gli elementi di prova che dimostreranno la nostra totale inconsapevolezza e mancanza di dolo. L'accusa è di avere violato la legge sulle spese elettorali durante la campagna per le comunali del 2020 che portarono Luigi Brugnaro al secondo mandato da sindaco. Oltre all'ex primo cittadino di Venezia, sono stati rinviati a giudizio l'ex direttore generale del comune e capo di gabinetto Morris Ceron, in questo caso in veste di legale rappresentante dell'associazione Un'impresa in Comune, l'amministratore delegato di Umana Giuseppe Venier, Walter Bianchi, amministratore del consorzio Produzione e Sviluppo Nord-Est, e Stefano Schiavon in rappresentanza dell'associazione Venezia 2025. Secondo l'accusa il tetto di spesa sarebbe stato sforato di oltre €500.000, una contestazione rigettata dagli avvocati di Brugnaro e Ceron. Non c'era nessun €500.000 in più da rendicontare. Il problema è questo: continuano a non prendere atto che una campagna elettorale ha una durata predeterminata dalla legge e che solo le spese entro quel periodo di tempo predeterminato dalla legge va rendicontato. È un dato normativo, non ce lo siamo inventati noi. Si contestano delle rendicontazioni sbagliate di somme ricevute per una campagna elettorale che, quando sono state ricevute, vedevano la campagna elettorale sconosciuta anche nella mente di Dio. Finanziamenti di dicembre del 2019 per le elezioni di settembre del 2020. Chi poteva sapere che quei soldi sarebbero stati destinati a che cosa? Oltre a sanzioni pecuniarie, lo sforamento dei limiti di spesa elettorale può anche determinare la decadenza della carica elettiva. In ogni caso, Brugnaro non è già più sindaco di Venezia e il procedimento arriva a 6 anni dai fatti contestati. No, ma noi non vogliamo prescrizioni, noi vogliamo che emerga la verità e che venga rispettata la legge. Della prescrizione il dottor Luigi Brugnaro non se ne fa nulla. Adesso quando comincerà il processo? Il processo, l'udienza è stata fissata per il 21 settembre 2026 avanti il giudice dottoressa Cattarossi. Ammonta a 5,2 miliardi di euro il volume d'affari annuo riconducibile al lavoro nero in Veneto, pari al 3%. Sono i dati dell'ufficio studi della CGIA di Mestre. Tra tutte le regioni d'Italia, solo Provincia Autonoma di Bolzano e Lombardia presentano un'incidenza inferiore alla nostra. Le persone coinvolte nella regione del Veneto dall'economia sommersa sono stimate in 169.100 unità, pari al 6,5% del totale nazionale. In termini assoluti, il tasso di irregolarità del Veneto è al 7,2%. Questo vuol dire che il peso del nero in Veneto è molto contenuto. Tuttavia, sostiene la CGIA di Mestre, questa piaga sociale deve essere monitorata costantemente e senza abbassare mai la guardia. Il lavoro nero è una piaga sociale, ma quando è controllato dalle organizzazioni criminali si trasforma in una forma moderna di schiavitù che alimenta lo sfruttamento, la violenza e il degrado sociale. Rispetto ad altre parti del paese, in Veneto questo fenomeno ha dimensioni ancora contenute, ma le tragedie che ci sono state nelle ultime settimane a Chioggia e a Bassano ci segnalano che non siamo più un'isola felice. Per contrastare questo fenomeno serve la repressione, ma soprattutto ritrovare il senso della legalità e il rispetto delle regole.
dove prosperano le mafie e infatti vengono calpestati i diritti dei lavoratori, soffocata la concorrenza onesta e avvelenato il tessuto economico e civile del territorio. Queste organizzazioni prosperano sullo sfruttamento, sulla paura e sul ricatto, arricchendosi a discapito della dignità delle persone e compromettendo il futuro delle nostre comunità. Futuro nazionale verso l'Assemblea nazionale del 13 e 14 giugno. A Padova scelti 6 delegati del Nord-Est, 4 i veneti, tra loro Gio Formaggio e Luciano Sandonà. Tra una settimana il congresso nazionale che costituirà in modo ufficiale Futuro Nazionale, ma cresce l'entusiasmo a Nord-Est, dove sono stati eletti delegati all'evento del 13 e 14 giugno a Roma. Per il Veneto eletti Gio Formaggio, Luciano Sandonà, Mara Mori, Romina Iace, membri di diritto e responsabile del Nord-Est Guido Giacometti, il consigliere regionale Stefano Valdegamberi e Roberto Brizzi, sindaco di Bussolengo. Effettivamente non ci aspettavamo un successo di queste dimensioni. Teniamo presente che il partito che ha maggiori teste in Italia ne ha 20.000 in più rispetto a Futuro Nazionale. C'è grandissimo entusiasmo, soprattutto voglio sottolineare ci sono tantissimi giovani che stanno aderendo, è un fenomeno veramente che non si riscontra negli altri movimenti politici, almeno quelli che noi conosciamo, i partiti tradizionali. 90.000 le iscrizioni in Italia, ma Futuro Nazionale continua a raccogliere nuove adesioni. Raccontava prima di altri nuovi ingressi con nomi di ex amministratori. Sì, persone anche di una certa levatura, almeno a giudizio mio, ma anche a giudizio dei cittadini, molto radicamento anche sul territorio. Oggi la notizia appunto dell'entrata, e quindi noi diamo il benvenuto a Marcello Mezzasalma, che è già stato sindaco di Fontaniva per 2 legislature, quindi è un ulteriore tassello del movimento nel Veneto in provincia di Padova. Futuro Nazionale guarda già agli appuntamenti del 2027 e per il Veneto alle elezioni del sindaco di Padova. Appuntamento importante e fondamentale per il Veneto, per capire anche come sarà l'andamento, sarà quello del comune di Padova, dove noi ci saremo. Apriamo una finestra sulla sanità con un eccezionale intervento in azienda ospedaliera a Padova. La scorsa notte è stato eseguito il primo trapianto di rene con chirurgia robotica. E allora ci colleghiamo in diretta proprio con l'ospedale di Padova, dove ci sono Chiara Gaiani e Federico Cibotto. Con loro la professoressa Lucrezia Furian, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia dei trapianti di rene e pancreas, che ha eseguito l'intervento. Buongiorno Chiara, buongiorno alla professoressa, naturalmente complimenti da parte nostra. Grazie Francesca, buongiorno ai telespettatori, ringraziamo la professoressa Furian che ci racconta quello che è stato un momento emozionante per lei e per tutta la sua equipe. È un'equipe che già fino a maggio ha eseguito, pensate, 100 trapianti di rene, quindi un'equipe e un reparto davvero che rappresenta un'eccellenza, un fiore all'occhiello della sanità veneta. Questo traguardo è stato raggiunto grazie ad un'equipe coesa, molto anche competente ovviamente, a tutta una serie di giochi una serie di astri che si sono allineati, ma c'è anche una storia bellissima perché pensate il trapianto è arrivato da vivente, la mamma ha donato un rene al figlio. Sì, quello che abbiamo fatto ieri è stato un trapianto di rene da donatore vivente, la mamma ha donato il rene al figliolo e il trapianto per la prima volta a Padova lo abbiamo eseguito con una tecnica robotica e questo è stato il risultato di un grande lavoro di equipe. Pensate che non solo i medici ma anche gli infermieri l'anno scorso sono venuti con me negli Stati Uniti dove hanno fatto un periodo di training, quindi tutto il team era preparatissimo per questo intervento che è andato bene, il paziente sta bene e ha tutti i vantaggi che può portare la chirurgia mini-invasiva. Ha meno dolore, si sta già alzando in piedi, mangia e l'intervento è finito alle 8 di ieri sera. Ecco, volevamo appunto sapere come stava. C'è grande emozione a fare questi interventi perché noi parliamo di tecnica di altissima specializzazione, ma c'è sempre anche la relazione con una mamma, la relazione con un figlio, con un paziente. C'è stato un applauso alla fine dell'intervento, professoressa. Sì, è stato emozionante alla fine dell'intervento, appena finito alla console chirurgica, quando ho detto bene abbiamo finito, è partito dalla sala operatoria un applauso proprio sentito. La sala operatoria aveva tantissime persone, studenti, infermieri, medici, non solo chirurghi ma anche anestesisti, erano tutti molto entusiasti perché è andato tutto bene come speravamo.
Ecco, l'anno scorso, pensate, questa equipe ha realizzato 239 trapianti di rene. Adesso qual è la nuova frontiera che vi aspetta? Diciamo che c'è anche un'ottima sopravvivenza, c'è una sopravvivenza del 90% per un paziente trapiantato. Sì, la sopravvivenza per il paziente trapiantato si avvicina al 100% a un anno, e noi parliamo anche di sopravvivenza del trapianto che si avvicina al 99%, quindi i risultati del trapianto di rene ormai sono ottimali. Quello che è il nostro obiettivo è quello di cercare di sensibilizzare sempre di più la donazione degli organi da donatore deceduto, principalmente perché quella è la nostra grandissima risorsa e che ha la possibilità di ridare la vita alle persone. Poi c'è la donazione da vivente, che è un altro aspetto importante. Quello che abbiamo fatto ieri appunto era un trapianto da donatore vivente, e anche su questo è molto importante sensibilizzare i familiari, le persone affettivamente correlate a qualcuno che ha bisogno di un trapianto, perché il trapianto da vivente è una procedura sicura ed è la migliore terapia dell'insufficienza renale cronica. Ecco, un'ultima domanda. Padova, centro di eccellenza, ma c'è una collaborazione con tutta la rete della sanità veneta? Abbiamo collaborato soprattutto in questo caso con un centro di dialisi che è quello di Dolo, che ci ha aiutati a preparare il paziente e la sua donatrice per questo intervento. Cerchiamo di collaborare il più possibile con i centri nel territorio, perché è lì che si costruisce veramente la cultura del trapianto, oltre che la cultura della donazione. Allora, io ringrazio davvero di cuore la dottoressa Lucrezia Furian, direttore dell'unità di operativa compressa della chirurgia dei trapianti di reni di pancreas. Ringrazio anche Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Francesca, la linea può tornare a te. Grazie davvero Chiara, e grazie naturalmente alla professoressa Furian per questo intervento storico. Adesso ci spostiamo in piazza San Marco che ha ospitato la festa dell'innovazione, presente il ministro Pichetto Frattin, tanti temi affrontati. Buongiorno a Ilaria Marchiori insieme a Tommaso Migot. Buongiorno anche a te Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete ci troviamo in una piazza San Marco piena di turisti, ormai la stagione è entrata nel vivo, e proprio in corso qui alla casa di The Human Safety Net qui in piazza San Marco è iniziata questa mattina la festa dell'innovazione organizzata dal Foglio, come hai anticipato tu. È una lunga giornata ricca di meeting, di incontri e soprattutto di confronti proprio sul tema dell'innovazione, e soprattutto per mettere a fuoco l'importanza della tecnologia del settore, e soprattutto confrontata anche con la quotidianità e la necessità di renderla parte della vita di ognuno di noi. Si è parlato insieme al Ministro dell'Ambiente, come hai anticipato tu poco fa, vista la sua presenza, anche di nucleare, e ovviamente non si è potuto fare a meno di chiedere di Porto Marghera, anche se naturalmente ha detto che è ancora troppo presto per decidere quali saranno gli eventuali siti. Così ha detto anche il governatore veneto Alberto Stefani, presente anche lui, e anche il sindaco Venturini, che è arrivato proprio poco fa. Ha detto se ne parlerà semmai tra una quindicina d'anni, però quello che è importante ora è capire mano a mano come è importante sviluppare siti come quello di Porto Marghera. Allora sentiamo proprio le dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente e del governatore Stefani ai nostri microfoni, mentre io qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Stiamo vivendo un periodo che viene definito di transizione, una transizione che però è molto veloce, grazie proprio alla ricerca, grazie all'innovazione tecnologica, e spinta anche da una necessità assoluta, da un lato la decarbonizzazione e dall'altro la produzione energetica. Quindi decarbonizzazione, salvaguardia della biodiversità a livello nazionale per l'Italia, ma a livello mondiale, e naturalmente quello che è un disegno di crescita esponenziale della domanda di energia, e che in questo caso deve essere energia pulita. Ecco quanto è importante l'innovazione e quanto è importante anche confidare sulla scienza. A proposito di energia pulita, Ministro, è tornato al centro del dibattito il nucleare, con Porto Marghera come possibile sito per reattori.
ma io non mi fermerei in questo momento alla valutazione a Porto Marghera o altre localizzazioni. Noi naturalmente definiremo quelle che sono le procedure di permiti, con quelle che sono le modalità di individuazione delle aree. Poi in questo momento il dire se Porto Marghera, Mestre o Torino o Milano o Napoli mi sembra un po' affrettato. Il nucleare in questo momento è una necessità? È una necessità per integrare le nostre produzioni di energia rinnovabile, perché chiaramente noi non riusciamo a raggiungere obiettivi di decarbonizzazione, di superamento anche fra qualche decennio del fossile e rispondere alla domanda senza una produzione che abbia una gestione di continuità. Il nucleare è tale ed è pulito. Rinnovabili che presuppongono anche il nucleare, si parla di Porto Marghera come potenziale sito, anche se il ministro Pichetto Frattini non si è assolutamente sbilanciato ma di Porto Marghera come potenziale sito ospitante reattori. Noi su Porto Marghera abbiamo un altro progetto che è quello dell'hub delle terre rare. Tra l'altro nei prossimi giorni avremo un'interlocuzione con il commissario europeo che appunto sarà qui di persona per poter valutare questa soluzione che noi come Regione del Veneto abbiamo voluto offrire per garantire alle nostre imprese quel tasso di innovazione e di competitività che un hub delle materie rare, delle materie critiche potrebbe garantire al nostro territorio, e sarebbe un grande risultato per il Veneto. Ovviamente la Regione, la Giunta regionale è al fianco per poter garantire questa soluzione. Il sindaco di Venezia Simone Venturini, che Ilaria Marchiori ci ha annunciato essere anche lui in piazza San Marco per questa festa dell'innovazione, affissa le prime imminenti scadenze verso l'insediamento della nuova amministrazione. L'occasione è stata il conferimento del Leone d'Oro da parte del Gran Premio Internazionale di Venezia. Iniziano le attività di insediamento, sta passando anche il tema delle consegne della cassa al nuovo sindaco, ci sarà la formazione della giunta, il consiglio comunale verosimilmente sarà il primo consiglio comunale il 16 di giugno, per poi iniziare l'attività delle commissioni consigliari, le delibere di consiglio, le prime saranno legate all'urbanistica e sicuramente al tema anche dei lavori pubblici. E la giunta quando sarà operativa? La giunta sarà operativa prima del primo consiglio comunale e quindi inizieranno anche gli assessori a lavorare. Il sindaco di Venezia Simone Venturini traccia le prime scadenze in vista dell'insediamento della nuova amministrazione comunale cittadina. L'occasione è stata il conferimento da parte del Gran Premio Internazionale di Venezia del Leone d'Oro al merito. Il riconoscimento è stato consegnato al sindaco nella sede del municipio in via Palazzo a Mestre dal presidente dell'Ordine del Leone d'Oro Sireno Candelaresi con la conduttrice e madrina del premio Luz Adriana Sarcinelli e Pierpaolo Zanioni del comitato. È augurale appunto perché sulla fiducia certifica un impegno precedente come assessore, come consigliere comunale, ma ovviamente adesso il lavoro si complica, è un servizio importante, è un servizio per il quale spero di non deludere nessuna aspettativa delle persone che mi hanno dato fiducia. So che ci sono moltissime cose da fare, molte situazioni da risolvere in città storica, in terraferma, molte anche opportunità da cogliere, ma davvero il mio obiettivo è non lasciare indietro nessuno, essere il sindaco di tutti e far crescere la nostra città. Tanti gli impegni in agenda fin da subito del primo cittadino. Entriamo proprio subito con la macchina in corsa e quindi abbiamo il Presidente della Repubblica in visita e sicuramente per noi è un grande onore e anche una grande opportunità. La stagione estiva ovviamente a Venezia è sempre molto impegnativa, i grandi concerti di piazza San Marco, con l'idea appunto di dare anche risposte a un mondo giovanile che le merita e che così può vivere la città senza dover per forza andare a vedere concerti altrove. Lavoratori delle pulizie in presidio davanti al centro commerciale di Marcon. Nuovo piano industriale di Zara prevede una riduzione del 50% delle ore di attività del settore. Per i lavoratori si prospetta un dimezzamento dello stipendio. E al presidio per noi c'è il nostro Filippo Fois insieme a Sandro Ponchio, insieme ai lavoratori. Buongiorno Filippo.
Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta, con noi Ruggero Sorci di ADL Cobas. È una brutta mazzata quella del dimezzamento di uno stipendio che già di suo non sarebbe molto ricco. Sì, una brutta mazzata, soprattutto tenendo conto che a operarlo è un'azienda che nell'ultimo anno ha prodotto un utile di 6,4 miliardi di euro, quindi non un'azienda in crisi, un'azienda che evidentemente ritiene legittimo poter ridurre gli stipendi già bassi in questo paese di lavoratori e lavoratrici che operano nelle pulizie per incrementare di qualche briciola i loro già ricchissimi utili. Abbiamo detto grossi profitti, e mentre questi lavoratori quanto guadagnano attualmente e quanto guadagnerebbero se gli venissero dimezzati gli stipendi? Uno stipendio di un lavoratore delle pulizie varia tra i 1.300 e i 1.500 euro, che già è uno stipendio molto basso tenendo conto del costo della vita. Con la riduzione proposta da Zara arriverebbero a guadagnare tra i 500 e i 600 euro, che è uno stipendio che oggettivamente non rende possibile vivere in Italia da nessuna parte fondamentalmente. La protesta che oggi si sta svolgendo qui a Marcon si sta svolgendo anche in altre località italiane e venete, per esempio. Qui ci sono anche i lavoratori di Portogruaro. Certo, è un capitolato d'appalto che riguarda tutti i lavoratori dell'appalto delle pulizie e dello scarico d'Italia. Qui con noi ci sono i lavoratori di Marcon e di Portogruaro. La stessa protesta si sta svolgendo in questo momento anche a Verona. È una cosa che riguarda tutto il territorio nazionale e che inevitabilmente si allargherà a macchia d'olio. Senta, che speranze ci sono? Voi avete dei contatti con l'azienda? C'è un dialogo? No, allora Zara fino a questo momento non ha minimamente accettato di parlare con noi, evidentemente non ritiene di dover parlare con i propri lavoratori e le proprie lavoratrici. Noi ovviamente ci riproveremo ovviamente, siamo sempre aperti al dialogo. È chiaro che però è un dialogo nel quale deve essere tenuto conto delle esigenze delle persone che in questo paese lavorano, pagano le tasse e che intendono rimanere qui e continuare a fare quello che hanno sempre fatto. Grazie a Ruggero Sorci, ADL Cobas, e noi naturalmente continueremo a seguire questa vicenda, però la linea può tornare allo studio. Grazie davvero Filippo, grazie al tuo ospite. Noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, giornata storica per Bassano, riapre la spiaggetta sul Brenta chiusa da anni. Oggi l'accesso è solo per la protezione civile che ha iniziato le operazioni di bonifica e pulizia dell'area, ma ci sono delle novità importanti che ci racconta Ferdinando Garavello. Per anni all'inizio dell'estate siamo venuti qui in via Pusterla a Bassano per vedere se era aperto o meno il cancello che dà sulla spiaggetta sul Brenta di cui abbiamo parlato tante volte nei nostri telegiornali. C'era un contenzioso, si voleva fare una centralina, la centralina poi non si è più fatta e la spiaggetta è rimasta chiusa nonostante i bassanesi abbiano chiesto per anni di riaprirla. Oggi quasi una sorpresa, i cancelli sono aperti, quel lucchetto non c'è più, il motivo però ce lo spiega l'assessore che andiamo a trovare. Venite con noi, entriamo in questo passaggio storico all'interno di quest'area. Venite, qui c'è tutta la zona in cui stanno organizzando il lavoro e qui noi abbiamo l'assessore alla protezione civile Andrea Zonta. Ci troviamo in un luogo che era precluso fino a pochi giorni fa. Beh, diciamo che negli ultimi anni ne abbiamo parlato più di qualche volta. È un luogo, come sapete, ci troviamo in questo momento in una posizione dove è ancora proprietà privata per un pezzetto, poi è terreno del demanio. Questa mattina è aperto perché grazie a questi volontari della protezione civile sono in 40 questa mattina per cercare di fare una pulizia di fondo di quest'area che si presentava sicuramente in modo non bello, ecco, diciamo così, ma in modo anche poco piacevole per la città. Questo è uno scorcio che permette di vedere il Ponte degli Alpini dalla sponda sinistra del fiume Brenta, ha degli scorci che sono bellissimi e vanno sicuramente riqualificati. Devo dire un grazie da assessore alla protezione civile a queste persone che stamattina hanno dedicheranno tutta la mattinata, se non basterà anche sabato prossimo, appunto per cercare di abbellire e di togliere tutte quelle sterpaglie che impedivano di vedere una parte bella del fiume. Il cancello è aperto, sarà aperto probabilmente momentaneamente solo per stamattina. L'amministrazione comunale ci sta comunque lavorando come l'ha fatto negli ultimi tempi, ma sembra
qui lo dico incrociando le dita, che le parti private si stiano in qualche modo accordando anche con il nostro contributo, devo dire la verità, e se questo avverrà, ma sembra proprio di sì, poi potremmo godere e i bassanesi potranno godere di quest'area in modo più adeguato. Assessore, chiudiamo con una tempistica, incrociando sempre le dita, 2 settimane, 1 mese, 2 mesi. Per quest'estate i bassanesi potrebbero avere l'occasione di venire a vedere la Brenta da qui? Allora, come sempre i tempi, questa volta devo dire dei privati, perché di solito diamo colpa all'amministrazione pubblica, ma in questo caso non sono stati così veloci. Abbiamo degli incontri a breve vuol dire entro i 15 giorni, dove si potrebbe definire la cosa. Cerchiamo di capire che entro l'estate di chiudere l'operazione, magari di poter dare la possibilità in autunno di poter entrare liberamente qui dentro. Contiamo veramente come amministrazione comunale, come parte politica, di dare finalmente questa possibilità ai bassanesi che aspettano, direi, da troppi anni. Effettivamente i bassanesi aspettano da qualche anno, l'abbiamo documentato tutti gli anni all'inizio dell'estate facendo vedere quel lucchetto non c'è più e ci segniamo la data, verremo naturalmente a vedere per tenere aggiornati anche i nostri telespettatori. Torniamo a parlare del video dalla cella del carcere di Treviso che tanto sta facendo discutere, protagonisti i 2 giovani accusati dell'omicidio di Castelmenardo a Treviso, a finire adesso nelle ultime ore sotto attacco social il sindaco Mario Conte, insultato dall'autore di quel video, il rapper Ciacaloco. È un po' un clima da tutti contro tutti, Cristian. Buongiorno a Cristian Arboit insieme all'avvocato Serpico. Buongiorno Cristian, buongiorno all'avvocato. Buongiorno Francesca, anche da parte di Francesca Pezzo che sta curando la parte tecnica. Mi trovo con l'avvocato di Ozuna, uno dei 2 protagonisti del video, di quel video che è diventato virale e foriero di tante polemiche. Hai detto bene. Collegamento di Cristian Arboit, vediamo di ripristinarlo quanto prima. Intanto noi continuiamo con le notizie. Quale sarà il futuro dell'area Monsignor Negrin? No, è ritornato Cristian. Cristian, mi senti? Sì, Francesca, adesso mi senti? Facciamo un nuovo tentativo, Cristian, vediamo se regge il collegamento. Allora, se mi senti, ecco, siamo qui con l'avvocato Mauro Serpico, avvocato di Ozuna, uno dei 2 protagonisti del video delle polemiche, foriero di quel tutti contro tutti, espressione che hai usato bene tu, Francesca. Siamo al tutti contro tutti, addirittura l'autore di quel video, il sedicente rapper Ciacaloco, ha attaccato via social molto duramente, con un linguaggio violentissimo, il sindaco Mario Conte, reo a suo dire di aver commentato la vicenda. Ma io partirei proprio dal servizio, da Ciacaloco che attacca il sindaco Mario Conte e la risposta del sindaco Mario Conte che lo ha segnalato in questura. Partiamo da qui. Tu, sindaco Conte, che parli, tu che giudichi gli altri, non sai minimamente come si sta dall'altra parte, non sai minimamente quanto sia pesante passare ogni singolo giorno dentro in carcere. Quindi chiudi quella cazzo di bocca, sindaco dei miei coglioni. L'attacco è frontale, verbalmente violento e corre sui social. Nel mirino del sedicente rapper Ciacaloco c'è il primo cittadino di Treviso. Ciacaloco, per la cronaca, è il giovane autore del video in cella con protagonisti Ade e Ozuna, i 2 ragazzi accusati dell'omicidio di Francesco Favaretto. Fino a qualche settimana fa era con loro nel carcere trevigiano di Santabona, detenuto per altri motivi. Oggi è libero e rivendica tutto. I video e le foto li ho fatte io, sono di responsabilità mia. I ragazzi hanno semplicemente partecipato. Essendo compagni di carcere abbiamo svolto un'attività di gruppo educativa, GTC for real. E ti posso assicurare al 100% che i ragazzi sanno benissimo cosa sia il rispetto. E siamo tutti dispiaciuti per la morte del ragazzo Francesco.
È stato davvero una tragedia. Da qui l'attacco a Mario Conte per aver commentato la vicenda con il rapper che invita i suoi follower a taggare e insultare il sindaco. Qualcuno lo fa tra i commenti con frasi irripetibili. Nonostante che ti rosichi, che ti bruci il c***o, ti punga il culo, noi continueremo a sorridere, continueremo a divertirci se vogliamo, se possiamo, perché ne abbiamo il diritto. E per tutti quelli che dicono tornate a casa vostra, vi assicuro che casa è dove ti senti a casa. Sotto attacco Conte risponde a stretto giro, non solo via social. Questo sta offendendo, ma visto anche il curriculum di questa persona mi sono permesso di segnalarlo alla questura anche per capire di chi stiamo parlando. Però francamente genera tristezza da una parte e rabbia dall'altra. Vedere la totale mancanza di rispetto nei confronti del Paese Italia e delle istituzioni credo che non sia rispettoso nei confronti dei nostri cittadini. Il clamore di queste ore riporta a galla video al limite come questo che sembra girato in Riviera Santa Margherita, piena zona rossa. Ciacaloco mio fratello, pulizia coltello. Ciacaloco GTC una... Delirio social in freestyle, decisamente troppo per il primo cittadino. In un mondo reale una persona appena pubblica un video con armi, con violenza, deve essere preso e rispedito nel suo paese. Vedremo se l'Italia sarà all'altezza di questa sfida. Lo dico anche per proteggere invece quelle comunità straniere che invece hanno una volontà opposta, che è quella di integrarsi, che è quella di lavorare, di condividere. Attorno a Santabona il clima si intorbidisce, diventa surreale e senza freni. Quindi, ripeto e ribadisco ancora, Free Santabona, Free Santa Bronx, liberate tutti i miei frère. Santabona è la galère, GTC for real, Ciacaloco, GTC. Free Santabona, liberate Santabona, questo lo slogan che sta correndo sui social e che assume dei contorni davvero surreali. Approfitto della sua presenza, avvocato Serpico, per chiederle un commento su questo attacco diretto. Ciacaloco, un ex detenuto, era in carcere con i due presunti killer di Francesco Favaretto. Un suo commento a caldo di fronte a questo video. Devo dire che le espressioni chiaramente utilizzate nei confronti del sindaco Mario Conte sono assolutamente inaccettabili da parte di questo signor Ciacaloco e sicuramente non possono essere in alcun modo giustificate e giustificabili. Devo dire che ho ascoltato attentamente le dichiarazioni rese in questo video da Ciacaloco e per una piccolissima parte mi trovo d'accordo, ma solo sull'aspetto della non dovere strumentalizzare il video che in questi giorni sta tenendo banco come un video fatto per in qualche modo in danno della memoria del povero Favaretto. Questo sicuramente non era questo l'intento dei soggetti che hanno girato il video, sicuramente era un video che la collettività non può accettare, che non è giusto accettare, ma sicuramente non era fatto per offendere in alcun modo la memoria del povero Favaretto. Quindi lei dice, da avvocato, da legale difensore di Ozuna, uno dei protagonisti di quel video, i due piani sono separati, il suo ragionamento è in punta, diciamo così, di diritto. Certo, assolutamente solo e esclusivamente in punta di diritto e i due piani non devono essere assolutamente confusi. Un conto è l'avere violato delle disposizioni anche di legge nell'aver utilizzato il cellulare all'interno delle carceri, nell'aver girato quel video, nell'averlo poi successivamente pubblicato. Un conto è dire che quello che è stato fatto in danno della memoria del Favaretto, che questo indichi una mancanza di pentimento nei confronti di quanto occorso. Ma i piani, Francesca, si intersecano in questa vicenda. C'è una partita giudiziaria legale, c'è una partita politica tutta interna a Fratelli d'Italia. Va
destinata alla pena di morte per questi rifiuti e per coloro che li difendono a tutti i costi. È solo una delle minacce che sui social in queste ore fanno alzare la tensione alle stelle. Intimidazioni e insulti rivolti a Fabio Crea e Mauro Serpico, i difensori di Ade e Ozuna, in carcere con l'accusa di aver ucciso Francesco Favaretto in via Castelmenardo. Dopo i video e le foto apparsi su Instagram dove i detenuti ridono e scherzano all'interno della cella, la polemica deflagra tutta interna a Fratelli d'Italia, perché all'indignazione della gente per le immagini all'interno del carcere hanno fatto seguito le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia, Guido Bertolazzi. Quella "andiamo a vedere chi sono gli avvocati", pronunciata ai nostri microfoni, nel mirino, oltre a Serpico, il collega di partito Crea. La prima reazione di condanna viene dal presidente della Camera Penale di Treviso, Simone Guglielmin. Il ruolo del difensore è stato oggetto di una malcelata aggressione e l'aggressione alla funzione difensiva si traduce in un attacco alla Costituzione, in un attacco a quelli che sono i presidi dello Stato di diritto. Quindi c'è piena solidarietà da parte della Camera Penale trevigiana agli avvocati Serpico e Crea. Confondere l'alta funzione difensiva con una malcelata connivenza tuona significa abdicare ai fondamenti del processo penale e della stessa attività giuridica. Auspico che le istituzioni possano prendere posizione cercando in qualche modo di garantire quella che è la figura dell'avvocato, che è baluardo dei principi costituzionali di democrazia e di libertà. Gli fa eco il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso. La posizione è quella di tutelare la categoria, l'avvocatura, perché se non ci sono violazioni deontologiche o peggio, gli avvocati fanno il loro dovere nel rispetto del dettato costituzionale e della legge e quindi non sono accettabili critiche da parte di terzi. Ma la tensione diventa anche e soprattutto politica, con lo scontro tra i meloniani, Bertolazzi e Crea. Ieri sera a Focus Fabio Crea ha fatto chiaramente intendere che la cosa non finisce qui. Direi che le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia sono di una gravità importante nella parte in cui fa riferimento agli avvocati. Io sono uno degli avvocati interessati, quindi non intendo in questo momento commentare, al di là ovviamente di stigmatizzare il video e il gesto che è stato compiuto come ha fatto il collega Serpico. Per il resto penso che ci saranno iniziative importanti per le gravissime affermazioni del capogruppo Bertolazzi. Nel pomeriggio la nota di Bertolazzi che scava ulteriormente il solco. L'opinione da me espressa in televisione non riguarda in alcun modo il ruolo dell'avvocato, che costituisce presidio di garanzia per i diritti dell'individuo e per il quale nutro il massimo rispetto. Il riferimento continuo era al solo avvocato Crea, che da un lato si erige a paladino del diritto alla sicurezza e della lotta alle baby gang, reclamando azioni più incisive nella lotta alla criminalità e addebitando all'amministrazione comunale una non meglio precisata responsabilità, mentre dall'altro, del tutto incoerentemente, difende coloro i quali pregiudicano la sicurezza pubblica. Ritengo quindi legittimo pormi seri dubbi di natura etica su questa doppia veste. La guerra, insomma, è appena cominciata. La guerra è appena cominciata, dice Daniela Sizia nel servizio, è proprio così, siamo ormai alla rendezvous all'interno di Fratelli d'Italia per la città di Treviso, però c'è un tema e riguarda quello che sembrava un attacco, quello di Guido Bertolazzi alla categoria degli avvocati. Guido Bertolazzi poi nel pomeriggio di ieri è intervenuto circoscrivendo l'ambito delle sue parole dicendo: io stavo attaccando solamente Crea. Per lei Serpico finisce qui o se la senti dire qualcos'altro? Ma allora, il mio augurio è che questa storia chiaramente finisca qui e non si faccia ulteriore polemica su questo punto. Ho preso atto del cambio di marcia, diciamo, del cambio di passo del Bertolazzi, con quel chiarimento a quelle gravissime espressioni allusive che aveva rilasciato nel corso della sua intervista, ancorché, devo dire, pur non volendo entrare in nessuna querel politica e ritenendo che
che l'avvocato Crea non abbia bisogno sicuramente di alcun difensore. Penso che comunque la replica che ho potuto leggere nei giornali anche stamattina di Bertolazzi non abbia fatto completo chiarimento sul suo pensiero in ordine alla funzione dell'avvocatura, che ricordo a me stesso e a tutti coloro che ci ascoltano non deve essere quella di garantire l'impunità dei propri assistiti a tutti i costi, ma quello di garantire un equo processo e il rispetto dei diritti di tutti i cittadini, qualsiasi essi siano e di qualsiasi reato essi si fossero eventualmente macchiati. Un'intera categoria, in ultima battuta, non può finire in una strumentalizzazione politica, un'intera categoria professionale. È proprio questo il punto, secondo me si è trattato di una strumentalizzazione politica che ha fatto il consigliere di Fratelli d'Italia con l'avvocato Crea, probabilmente dovuta a degli screzi personali o a querelle politiche che io non conosco e di cui appunto non intendo occuparmi, ma che sicuramente non è il caso di tirare in ballo in una vicenda del genere. Grazie Mauro Serpico, grazie Francesca Pezzo per la parte tecnica. Francesca, a te la linea. Grazie Cristian, grazie all'avvocato Serpico, una polemica che continuerà a far discutere anche nei prossimi giorni. Noi ci fermiamo qui, è davvero tutto, grazie alla regia, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata.